E allora direi di entrare nel merito delle questioni un po' più specifiche e chiamerei il signor Tamino qui a chiacchierare un po' con noi e a vedere che cosa ha da raccontarci questa sera. Forse uso quello che resta in piedi perché tanto sono abituato con l'altro perché non ho terminato la presentazione normale. Ah, eccola qua, a sinistra di guardavo di là, ero sbagliato. Avviso di protezione, eliminiamo tutte le cose inutili che almeno queste spero si senta. Allora, molte delle cose che avete sentito, sia quelle che diceva Luca Mercalli, sia quelle che diceva Edoardo Salzano, sia quelle che diceva Wolfgang Sachs, che altro c'era ancora, gli agricoltori, gli allevatori, eccetera, sono da tenere presenti, perché io adesso vi cercherò di spiegarli con una logica sequenziale un po' diversa, ma per dire esattamente le stesse cose. Quindi tenete a mente quello che abbiamo detto prima, che avete sentito prima, e cerchiamo di vedere cosa vuol dire questi problemi. Il primo problema è che tutto quello che stiamo facendo è insostenibile. Nel 1992 a Rio de Janeiro si è cominciato a parlare di sviluppo sostenibile. Il concetto di sviluppo sostenibile era questo, cioè uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, però questo termine non è soddisfacente. Perché? Perché sviluppo sostenibile è una contraddizione in termini. Cioè, di fatto, se voi mettete un sostantivo e un aggettivo, ciò che ha più peso è il sostantivo, sviluppo, e il concetto di sviluppo è crescita. Tant'è vero che poi siamo nel 1992, ma già negli anni 70 venne pubblicato un libro, I limiti dello sviluppo nella traduzione italiana, ma nel testo originario, anche se era fatto dal Club di Roma, ma era stato fatto in collaborazione con studiosi americani, ma nel testo inglese era scritto i limiti della crescita, non dello sviluppo. E quindi già qui però dovete cogliere una cosa, che il concetto di sviluppo e di crescita sono spesso intesi come sinonimi. È chiaro che tutti siamo favorevoli allo sviluppo sociale, allo sviluppo culturale, ma quando si parla di sviluppo economico si intende qualche cosa che è insostenibile. Allora dire sviluppo sostenibile diventa una contraddizione in termini. L'italiano ha un termine, un ossimoro, ma insomma vuol dire semplicemente che è contraddittorio. Per questo motivo nel tempo si è preferito non parlare più di sviluppo sostenibile, molti ne parlano ancora, ma è meglio parlare di sostenibilità. Devo dire che c'è un altro termine a mio avviso molto ambiguo, non perché è sbagliato, ma sempre perché interpretato come vogliono alcuni, che è il concetto di green economy. Anche qui, green, cioè economia verde, green è l'aggettivo, ma economy è il sostantivo. Il problema è che gli do una mano di verde all'economia che resta come prima. E se io, vedete, faccio automobili elettriche, ma riempio le città e le strade di automobili, come le costruisco quelle automobili? Dove trovo la materia per ottenere quelle automobili? Non è che ho risolto il problema, non è che il problema, come adesso viene inteso, sia esclusivamente quello energetico. Vi è già stato detto, il problema non è tanto o solo l'energia, il problema è soprattutto la materia. Adesso cerchiamo di vedere. Ricordate questi dati che per misurare la sostenibilità noi possiamo, proprio perché parliamo di consumo di territorio e di suolo, misurare i consumi di ogni essere umano in media come consumo di suolo. Allora, per soddisfare i bisogni non reali, ma quelli indotti per esempio dalla pubblicità, dal consumismo,
a seconda del tenore di vita di un cittadino di un paese, si consuma beni e servizi che richiedono a monte una quantità di suolo misurabile in ettari. Se io mangio ho bisogno di ettari di terreno per produrre quel cibo, ma anche se uso energia ho bisogno di ettari per produrre quell'energia, e così via. Allora, se voi vedete qui, l'Italia ha un consumo pro capite di oltre 4 ettari per persona, ma noi abbiamo a disposizione, distribuendo il suolo utile dell'Italia, un solo ettaro e mezzo, il che vuol dire che noi dobbiamo rapinare al resto del pianeta, fuori dall'Italia, 2,8 ettari. Se guardiamo la Francia, rapina un po' di meno, ma soltanto perché ha un territorio più grande e lo stesso numero di abitanti, ma solo per quello, ma i consumi sono anche più alti dei nostri, e così via. Quindi vedete, guardate adesso l'ultimo dato, non l'ultimo, l'ultimo mondo. Questo è già di qualche anno fa, e dopo guarderemo va un po' fuori, insomma, non si vede lo stesso. Se vedete il mondo, in media un abitante del mondo, ma adesso vedremo le differenze, ha bisogno di oltre 2 ettari, ma per ogni abitante su 7 miliardi non abbiamo a disposizione più di 1,8, 1,9 ettari. Quegli ettari in più sono rapinati agli equilibri ambientali, a quei cicli biogeochimici, e in ultima analisi sono rapinati alle generazioni future. Allora, come vedete, di sostenibilità ce n'è ben poca. Questo è il primo dato. Quindi noi già oggi stiamo rapinando le risorse alle generazioni future, consumando più di quanto possiamo. È come se uno ha uno stipendio di 2.000 euro e ogni mese ne spende 2.500. Più o meno è questa la situazione. E vedete come in basso a destra vedete l'andamento crescente del consumo in ettari pro capite nel tempo. Ma detto questo, uno può dire allora basta ridurre il numero degli abitanti. No, non è solo una questione di numero di abitanti, perché il problema è quello che vedete nelle ultime 2 righe. Uno statunitense consuma 12 ettari per persona, un eritreo 0,35. Allora, se gli eritrei crescono, finché non ho raggiunto 40 eritrei non ho il consumo di un americano. Cioè uno statunitense consuma come 40 eritrei, ma consuma anche come 3 italiani. Quindi il problema non è il numero degli abitanti, ma è il tipo di consumi degli abitanti. Quindi quel numero di ettari non è indispensabile, è la logica basata sullo spreco, sul consumismo, cioè su una logica che è quella di una crescita continua, che però non è possibile portarla all'infinito. Questo è l'Overshoot Day, che elenca bene, dà bene l'idea di tutto questo, cioè che giorno dell'anno noi abbiamo esaurito la nostra possibilità di consumare, perché tutto quello che consumeremo da quel giorno in poi è in prestito alle generazioni future, cioè è come se io avessi in banca un numero di soldi, ma arrivati a un certo giorno dell'anno io devo andare in prestito. Se sono uno Stato emetto botte CCT, ma dopo devo comunque pagarli con gli interessi, e prima o poi si fallisce. È quello che stiamo facendo. Allora, guardate, l'andamento lo vedete qui sulla destra, il rosso parte dal 1987, nell'86 siamo arrivati in pareggio, cioè il 1986 è l'anno in cui a fine anno abbiamo consumato tutto quello che potevamo consumare. Da quel momento in poi ogni anno siamo andati in deficit, ed è crescente, cioè stiamo rapinando le condizioni anche per noi stessi, ma soprattutto per le prossime generazioni. Nel 2010 è stato il 21 agosto, quest'anno a causa della crisi più o meno eravamo lì, non abbiamo aumentato, ma capite che dal 31 dicembre dell'86 siamo andati indietro al 21 agosto del 2010, e lì vedete il rosso che scendendo aumenta. Allora, tutto questo è successo, lo dicevano anche Luca Mercalli, ma anche un po' Wolfgang Sachs, è avvenuto nel corso degli ultimi 2 secoli, anzi soprattutto nell'ultimo secolo. Ma la natura da quanto tempo esiste con i suoi equilibri? Beh, la vita su questo pianeta esiste da 3,8 miliardi di anni,
I due processi fondamentali, fotosintesi e respirazione, esistono: il primo da 2,5 miliardi di anni, il secondo da 2 miliardi di anni. Parliamo di miliardi di anni, non di secoli. E gli equilibri sulla superficie terrestre che conosciamo adesso, cambiati gli organismi, ma nelle loro condizioni generali, anche in consumi rilevanti, esistono da circa mezzo miliardo di anni. Mezzo miliardo di anni. L'uomo su questo pianeta è arrivato come ominide qualche milione di anni fa, come Homo sapiens più o meno 100.000 anni fa. Abbiamo incominciato a modificare l'ambiente in maniera significativa 10.000 anni fa con l'agricoltura, ma abbiamo sconvolto gli equilibri ambientali solo 2 secoli fa con la rivoluzione industriale. Capite? La vita, calcoliamo mezzo miliardo di anni, la vita prosegue e va avanti. L'uomo compare 4 milioni di anni fa come ominide, 100.000 anni fa Homo sapiens, 10.000 anni fa agricoltura, 2 secoli fa rivoluzione industriale, e sono questi 2 secoli che hanno sconvolto il pianeta. Dobbiamo domandarci perché. Allora, la prima cosa da chiedersi è perché in almeno quest'ultimo mezzo miliardo di anni la natura è riuscita a garantire una produzione di materia, di materiali biologici, che è enormemente più vasta di tutta la produzione che l'attuale economia umana produce. E i consumi energetici dell'economia naturale sono dell'ordine di tra 100 e 1000 volte i consumi di energia del sistema umano. Come ha fatto il pianeta Terra a sopportare consumi di energia ben maggiori di quelli dell'economia umana e non aver problemi di esaurimento dei suoli e di esaurimento della materia? Perché se non capiamo questo, non riusciamo a capire come venirne fuori. Allora, andiamo a vedere come funziona l'economia della natura. Prima considerazione, che era implicita nelle cose dette sia da Wolfgang che da Luca. Mercato Wolfgang, adesso non sto a ripetere le cose, il cognome, ma siccome sono miei amici, quindi permettetemi di chiamare anche per noi. Purtroppo Wolfgang Sachs in questo momento non sta neanche bene, quindi sarebbe anche da augurargli pronta guarigione. Ma il nodo è proprio questo, che la Terra è un sistema chiuso. Allora, non ha importanza conoscere la termodinamica, però vi accenno soltanto che in termodinamica i sistemi sono aperti, chiusi, isolati. I sistemi isolati sono teorici, sono quelli che non scambiano con l'esterno né materia né energia. Forse l'universo, ma secondo gli astrofisici forse neanche l'universo, non sappiamo quanti universi ci sono, è un sistema realmente isolato. Tutti i sistemi che noi conosciamo sono sostanzialmente o aperti o chiusi. La Terra è sostanzialmente chiusa. Perché? Chiuso vuol dire che scambia energia ma non materia, perché in linea di massima c'è un continuo flusso di energia dal Sole alla Terra, ma la materia di cui è fatta la Terra sostanzialmente è quella. Non è che ci arriva, salvo qualche raro meteorite, in passato comete, ma insomma oggi è irrilevante la materia che arriva ed è praticamente irrilevante quella che esce, perché è un po' di idrogeno, un po' di metano. Quindi la materia è quella e con quella dobbiamo fare i conti. L'energia no. L'energia è una quantità enorme quella che arriva e avremo questa energia per altri 5 miliardi di anni, più del tempo da quando esiste la vita sul pianeta Terra. Quindi quando tutti gli economisti vi dicono che il nostro problema è l'energia, dicono una follia. Il nostro problema è la materia, perché la materia è fissa, l'energia invece è in quantità enorme. Vi ho già detto che i sistemi naturali consumano molto di più energia che i sistemi artificiali, industriali, umani. Ma quanto utilizza un sistema, diciamo la biosfera, cioè tutta la natura, sopravvive e si riperpetua, diciamo, si rinnova, si ripristina, si riproduce
utilizzando un valore compreso tra 1/100 e 1/1000 dell'energia solare che arriva sul pianeta Terra. I consumi umani sono circa 1/10 dell'energia solare che ci arriva. Il problema qual è? Che mentre il sistema naturale usa praticamente esclusivamente energia solare, noi usiamo esclusivamente 90 e più per cento energia fossile, che è un'energia che è materia, cioè noi non usiamo nelle nostre attività energia, ma bruciamo materia per ottenere energia. In questo modo distruggiamo la materia, creiamo inquinamento e esauriamo la possibilità di continuare questo processo. Allora, ricordatevi che, date le caratteristiche del pianeta Terra, il problema è conservare la materia in modo tale che possa continuare ad essere riusata. Come? Se io brucio del petrolio, non ritorno ad avere petrolio. Se io brucio del carbone, non ritorno ad avere carbone. Per poter ripristinare al punto di partenza la materia, devo usare energia per alimentare un ciclo che ricicli la materia. Ed è questo che fa la natura. La natura come ha affrontato questo problema? Eccolo qua. Questo è uno schemino che si mostra nei libri delle scuole medie, forse anche alle elementari. L'ho preso apposta da uno di questi testi. Cosa dice questo libro? Che l'energia è un flusso, ma la materia è un ciclo. Cosa vuol dire? Che se voi pensate a quello che vi ha mostrato Luca Mercalli prima, l'humus, grazie alle radici, alimenta di materia organica, ma di materia organica non elaborata, le piante. Le piante, per elaborare quel materiale, hanno bisogno di energia. L'energia solare che, grazie alla fotosintesi, trasformano semplici materiali inorganici come CO2 e acqua in zuccheri. E a partire da quello che trovano nel suolo possono, con i sali minerali, con le varie cose presenti nel suolo, dare origine, a partire da quegli zuccheri, a tutti i materiali di cui siamo composti noi, le piante e gli altri animali. Come si fa a far tornare al punto di partenza i materiali utilizzati in questo processo? Perché se immaginate, nel corso dei milioni di anni, le piante avessero incominciato a prelevare dal suolo e dall'aria ciò che gli serve e avessero buttato fuori scarti inquinanti, avremmo riempito di rifiuti la terra e si sarebbe esaurita la materia. Perché non è successo questo? Invece è quello che sta succedendo a noi stiamo facendo questo. Perché noi abbiamo realizzato un processo lineare, mentre il trucco, se così si può dire, naturale, è il ciclo. Il ciclo consiste in questo: prelevo CO2, anidride carbonica, come volete chiamarla, e acqua, con l'energia solare messi insieme questi due materiali produco zuccheri e ho un rifiuto. Questo rifiuto si chiama ossigeno, è lo scarto. Ma l'ossigeno è la materia prima di un'altra reazione fondamentale, la respirazione. Con la respirazione ossido quegli zuccheri, ricavo l'energia di cui ho bisogno io o la pianta o l'animale e butto fuori CO2 e acqua. CO2 e acqua che verranno riusati nella fotosintesi, che riprodurrà zuccheri e ossigeno, e ossidando con quell'ossigeno gli zuccheri dentro gli organismi ricaverò l'energia di cui ho bisogno e riprodurrò di nuovo. Cioè, è un ciclo. Ma questo ciclo funziona solo se c'è l'energia solare. Con questa stessa energia ricavata dagli zuccheri, le piante prelevano dalla materia organica dal suolo, la trasformano in molecole complesse, proteine, acidi nucleici, e poi cosa succede? Che queste piante diventano cibo per animali erbivori, che diventano cibo per animali carnivori, ma ognuno di noi, quando mangia, non mangia tutto e non butta fuori niente. Noi eliminiamo urine, feci, sudore, corpi in decomposizione quando si muore, tutto quello che abbiamo non utilizzato o che non possiamo utilizzare, così le piante perdono le foglie, perdono rami. Tutto questo materiale alla fine va a finire nel suolo. Nel suolo organismi detritivori e microorganismi ripristinano
quell'humus che grazie alle radici delle piante ritornerà a garantire il ciclo. Questo ciclo non c'è se non c'è energia solare. Questa è la base dell'economia della natura. Non è difficile. Ecco, l'economia della natura però ha delle regole. Se io uso energia solare, solo una piccola parte può essere incamerata dalle piante, ve l'ho detto, tra l'1% e l'1 per 1000. L'energia incamerata dalle piante può essere incamerata dagli erbivori solo in parte, il 10%. E l'energia e la materia incamerata dagli erbivori è incamerata dagli erbivori in un valore di un 10%, cioè vuol dire che l'energia diminuisce passando da un livello come quello delle piante agli erbivori, ai carnivori. In altre parole, se io voglio mangiare erbe, piante, come onnivoro, posso mangiarle e sfamo 10 persone, ad esempio. Se io do da mangiare quel materiale a degli animali, mangiando animali sfamo una sola persona, per effetto di questa piramide. Questo è un problema fondamentale, perché noi dobbiamo fare anche delle scelte strategiche. Cioè non è che possiamo mangiare tutti quanti 100-150 kg di carne all'anno come fanno gli americani, come fanno gli spagnoli e 100 circa gli italiani. Perché a livello di pianeta, se distribuiamo, tenendo conto di tutto questo, le disponibilità che offre il flusso di energia e di materia, energia solare, piante, erbivori, carnivori, se gli esseri umani mangiano più di 10, 15, massimo 20 kg pro capite l'anno, 7 miliardi non si sfamano. Se i cinesi volessero mangiare livelli di proteine animali come mangiamo noi, avremmo bisogno di 2 pianeti Terra. Se ci mettiamo anche gli indiani, che una volta erano vegetariani per motivi religiosi, ma adesso che sono diventati laici, sempre meno, bene, ci vorranno probabilmente 3 pianeti Terra. Siccome però il pianeta, come avete capito, è uno solo, o ci mettiamo d'accordo e ci distribuiamo da buoni fratelli le risorse, o ci mangiamo tutto in una volta e poi non resta più niente, e poi ci mangeremo tra di noi. Non ci sono tante alternative. Cioè non è che possiamo, se voi avete un certo capitale in banca e ve lo mangiate, dopo cosa fate? A chi andate in prestito? Ma qui non abbiamo altri prestiti. Certo, avete sentito il candidato alla Casa Bianca, Greenwich, forse l'avrete sentita, questa ha perso un sacco di voti, nel senso che di adesioni, ha detto, beh, non c'è problema, io garantisco che se vengo eletto presidente faremo una colonia su Marte. Scherziamo, se uno pensa di risolvere questi problemi spostandosi su Marte, vabbè, insomma. Ecco, in questo modo, grazie a questi cicli biogeochimici, in natura non si producono rifiuti, perché gli scarti di un processo diventano materia prima di un altro. Non c'è rifiuto organico e non c'è altro che organico, perché la natura non produce plastica, la natura produce materiali biologici che caduti nel suolo vengono riciclati, mentre noi produciamo anche materia organica, ma dove la buttiamo? Attraverso le fognature magari nei corsi d'acqua, poi va a finire nel mare e distrugge i fiumi e il mare, perché ne buttiamo in quantità eccessiva, cioè non assorbibile da quel tipo di ambiente. Allora, come dicevo, i primi problemi sorgono 10.000 anni fa con l'agricoltura, ma sono problemi molto limitati, anche se non irrilevanti. L'agricoltura nasce 10.000 anni fa, più o meno nella mezzaluna fertile e contemporaneamente in qualche millennio successivo in altre parti del pianeta, ma su cosa si basa quell'agricoltura? Sulla pianta giusta al posto giusto è fondamentale, perché oggi si parla solo di piante ad alta produttività. Allora, se io faccio delle banane ad alta produttività, saranno molto produttive, ma se le pianto qui non viene fuori niente. La pianta non è giusta al posto giusto. Cioè, la prima cosa da fare è selezionare la pianta perché viva in quell'ambiente in modo equilibrato, ma non solo perché ha bisogno di quella temperatura, ma perché sia in equilibrio con i parassiti,
perché sia in grado da sola di difendersi. E tutto il lavoro del mondo agricolo del passato è stato selezionare la pianta giusta al posto giusto, selezionare tra quelle che potevano vivere in quell'ambiente quelle più produttive, utilizzando la biodiversità disponibile e le prime biotecnologie. Ora, quando si parla di biotecnologie tutti pensano agli OGM ed è veramente da evitarli, ma le biotecnologie sono anche gli innesti, sono anche la talea, sono cioè tutti quei processi in cui tecnologicamente trasformo qualcosa di biologico che è in natura presente. Allora, grazie a questi meccanismi, qui avete degli esempi minimi delle centinaia di varietà di frumento e di mais che nel corso dei millenni sono stati ottenuti, una piccola quantità. Quando mostravo queste cose mi veniva sempre detto sì, ma queste sono le cose che facciamo noi adesso, perché da quando esiste l'agricoltura basata sulla chimica, basata sulla selezione, la genetica, eccetera, abbiamo ottenuto delle cose formidabili che prima non c'erano. È vero solo in parte. Guardate questo. Quello che vedete lì è il mais al quale siamo abituati oggi, ma guardate quello a destra. Quello a destra è riportato in una descrizione di uno storico veneziano, il Ramusio, che spiega come poco lontano da qui, in provincia di Rovigo, sia iniziata in Europa la coltivazione del mais tra il 1530 e il 1540. Dopo, cioè 50 anni dalla scoperta dell'America. Ed è tutti i mais che sono in giro per il mondo sono derivati da quelli, perché sono quelli sì messicani, ma poi negli Stati Uniti non usano quelli messicani, dopo hanno fatto incroci, ma sono gli europei che si sono portate le sementi dopo averle rapinate ai messicani, se le sono portate dietro quando sono andati a colonizzare e distruggere gli abitanti che vivevano prima negli Stati Uniti. Allora, come vedete, quel mais c'è già. Chi ha fatto il lavoro di selezione? I messicani originari, il mare. Guardate a sinistra, vedete quella spighetta sottile? Quello è il teosinte da cui per selezione, grazie a quel lavoro che ho spiegato prima, hanno ottenuto quel mais che vedete a destra, che è praticamente uguale a quello moderno. E ancora oggi il mais col teosinte dà un ibrido che è quello in mezzo. Ora, capite il lavoro che è stato fatto dai primi agricoltori. Non si pensi che siamo solo noi che abbiamo pompato con la chimica e ottenuto cose miracolose. Bene, questo processo agricolo ha avuto degli impatti, perché chiaramente nel corso del tempo, dai 3-4 milioni di abitanti che c'erano all'inizio, grazie all'agricoltura la popolazione è cresciuta fino a centinaia di milioni di abitanti. Man mano che la popolazione cresceva, questi abitanti, da 10.000 anni fino ai secoli passati, cosa hanno fatto? Sono emigrati, hanno occupato nuove terre, hanno disboscato, hanno alterato l'ambiente. Ma finché l'hanno fatto in queste condizioni, comunque le regole fondamentali dell'economia della natura sono state rispettate, cioè l'energia era essenzialmente solare o animale o umana, e quindi di derivazione solare, e la materia veniva riciclata. Tutta l'agricoltura si basava su rotazioni, su utilizzo del letame, su quel riciclo della materia senza il quale non c'era produttività. Questo è stato fino a quando? Cioè, questo non è vero che non abbia comportato danni. Pensate che il Sahara in passato era una terra fertile coltivata da agricoltori. Se andate nel Sahara trovate ancora le pitture rupestri dove si vedono le foreste e si vedono le coltivazioni dei primi agricoltori. Interessantissimo, però oggi è un deserto. In parte per cambiamenti climatici, in parte per attività umane. Quindi non è che sia stato del tutto neutrale, ma la popolazione che è cresciuta era comunque in buon equilibrio con il resto della natura e manteneva la logica del ciclo e del flusso di energia. Cambia tutto 2 secoli fa con la rivoluzione industriale, perché? Perché se i processi produttivi naturali utilizzano energia solare, seguono un andamento ciclico senza produzione di rifiuti e senza combustione, gli attuali processi produttivi industriali bruciano energia fossile, cioè in realtà bruciano materia per ottenere energia, sono lineari, producono inquinamento e rifiuti. Lo vedete in basso, non è più un ciclo, ma è un processo lineare. Materie prime, energia fossile in un processo produttivo industriale mi dà un prodotto commerciale e una serie di rifiuti e di inquinanti, ma il prodotto commerciale deve nel più breve tempo possibile diventare rifiuto per poter continuare a vendere nuovi prodotti.
perché se voi avete un prodotto che vi durasse a lungo, aggiustabile, ai miei tempi io la prima automobile che avevo me la smontavo e me la rimontavo. Oggi provate a smontare un'automobile, ma non lo fanno neanche i meccanici, è impossibile, perché con l'elettronica è cambiato tutto. Allora, non è una cosa di poco conto, vuol dire che non sono più aggiustabili. Oppure, se voi comprate una stampante, quando dovete cambiare il toner, vi costa uguale cambiare la stampante. È assurdo. Quando voi comprate un cellulare, un telefono, se vi si consuma o se perdete la batteria, comprare la batteria costa come il telefono. Cioè tutti i meccanismi che vi inducono a comprare di nuovo un prodotto, con uno spreco enorme, ma questo è il consumismo. La logica, cioè, che dobbiamo, grazie a questi processi, consumare sempre di più. Ma consumare sempre di più vuol dire avere una crescita dei consumi e quindi una crescita delle materie prime utilizzate, aumentando i rifiuti in modo crescente, senza ripristinare con il ciclo i materiali di partenza, in un mondo finito. Non è possibile una crescita indefinita, addirittura esponenziale come adesso, in un mondo finito, perché o riciclo o consumo il meno possibile seguendo l'economia della natura o salto, cioè stiamo già, come abbiamo visto, intaccando le risorse possibili. Ecco perché bisogna parlare di decrescita, che non è la crescita negativa, non è che proponiamo la recessione. La decrescita o recessione in un sistema basato sulla crescita è un disastro, perché crea disastri sociali. Invece un progetto che non si basa sulla crescita, che non si basa sull'aumento dei consumi, è un obiettivo ragionevole per garantire non solo la vita a tutti gli uomini presenti su questo pianeta, ma soprattutto alle generazioni future, seguendo le indicazioni della natura. Come il modello industriale si è affermato, il secolo scorso l'hanno trasferito anche all'agricoltura. Qual è il risultato? Che l'agricoltura oggi è dipendente dalla chimica, che dipende dall'energia fossile e, anziché essere un processo ciclico, è diventato lineare. Prendiamo materie prime, grazie alle piante, dal suolo e dall'aria, trasportiamo il cibo in zone completamente diverse, che va a finire nei supermercati. Questo cibo viene portato a casa e dalla casa va a finire attraverso gli scarichi o gli rifiuti non alla terra, ma va a finire nelle fogne e magari negli inceneritori. Cosa ritorna alla terra? Niente. E come fa la terra a essere fertile? Allora bisogna fare fertilizzanti chimici di sintesi. Ma come si fanno i fertilizzanti chimici di sintesi? Consumando metano e petrolio. Ma le piante selezionate per aumentare la produttività, come funzionano? Non ho più la pianta giusta al posto giusto, ma ho solo la pianta più produttiva. Ma poiché io non ho adattato la pianta all'ambiente, devo adattare l'ambiente alla pianta. Come? Desertificandolo, usando biocidi. Biocida vuol dire che fa morire tutto, tendenzialmente non la pianta, ma fa morire anche gli uomini nel tempo. Questa è la logica. Questo comporta, lo dimostravano già nel 94 questi due autori, un italiano e un americano di origine sudamericana, Pimentel, che negli Stati Uniti in media per ottenere una caloria di cibo si consumano 10 calorie di energia fossile. Quindi la produttività per ettaro è falsa, perché si dice grazie a questa chimica, a questa nuova agricoltura abbiamo aumentato la produttività. Certo, la produttività per ettaro, ma si dimentica un dato. La produttività va misurata quantità quintali per ettaro a parità di input energetici e materiali. Se io uso la quantità di energia che è ragionevole visti i limiti che abbiamo sul pianeta, questa agricoltura è fallimentare, non produce niente. È destinata al fallimento e alla carestia, perché esaurito il petrolio, e nei prossimi 50-60 anni non avremo più petrolio, andando avanti di questo passo,
questa agricoltura è fallita. Se non ritorniamo a un'agricoltura che ricicli la materia e usi energia solare, prevalentemente, non abbiamo futuro. Era quello che cercava di dire Luca Mercalli. Questo l'ho già spiegato, ma non basta questo. La seconda cosa è che non possiamo permetterci di mangiare carne in quantità smodata. Primo, perché fa male alla salute, perché noi non siamo carnivori, ma siamo onnivori, prevalentemente vegetariani. Quindi non dobbiamo usare tutta quella quantità di grano turco per alimentare dei bovini, per alimentare una persona, ma è meglio alimentare pochi bovini per mangiare pochi derivati di origine animale, ma dare soprattutto i prodotti della terra direttamente agli uomini. Oggi la FAO dice che abbiamo una produzione di cibo sufficiente per anche 10 miliardi di persone, ma a una condizione: che non ci siano gli sprechi, mentre oggi noi importiamo cibo dall'altra parte del pianeta e metà del cibo che importiamo si perde per strada, passando attraverso i trasporti, arriva al supermercato, nel supermercato una parte si rovina, arriva a casa e gli italiani in media buttano via dal 25 al 30% di quello che comprano direttamente nelle immondizie. Questa è la società dello spreco. Non possiamo andare avanti così. Bisogna usare il cibo prodotto il più vicino possibile nella quantità ragionevole per i nostri consumi, avendo l'accortezza di seguire le indicazioni di buona salute, che è quantomeno quello della dieta mediterranea. Nella dieta mediterranea, se fate un calcolo, in un anno più di 15-20 kg di prodotti di origine animale non si consumano, e comunque non bovini, non carne rossa, ma eventualmente pesce, eventualmente altre cose, e una volta al massimo 2 al mese qualcosa che assomiglia alla carne rossa, che invece ormai ci siamo abituati a mangiare tutti i giorni. Ma quelli che hanno la mia età ricordano bene che si mangiava veramente 1 o 2 volte al mese, che la carne si mangiava soltanto nei giorni festivi. E se oggi abbiamo avuto l'allungamento della vita media, non è perché mangiamo più carne, ma perché coloro che oggi raggiungono i 90-100 anni sono nati negli anni 20 e 30, o dal 10 al 20 al 30, e hanno fatto quella vita sana nel corso della loro vita e arrivano a quell'età. Ma quelli che sono nati negli anni 80 non sappiamo cosa faranno. L'obesità dei bambini ci dice che difficilmente avranno quel tipo di caratteristiche. Pensiamoci. Ecco qui, vedete il consumo. Per produrre una caloria di soia con l'agricoltura attuale consumiamo 2 calorie di combustibili fossili, ma per una caloria di carne di manzo, per quel discorso che facevo prima, se ne consumano 78. Guardate i consumi d'acqua. Per ogni, questo è per mezzo chilo, perché in libre, 447, non ricordo più quanto è una libra, insomma, meno di mezzo chilo. Diciamo per mezzo chilo, per i vegetali si va da 200 a 500 litri d'acqua. Per mezzo chilo di manzo 47.000 litri d'acqua. Cioè vuol dire che un americano medio consuma meno acqua facendo la doccia durante tutto l'anno di quanto consuma mangiando mezzo chilo di carne. Uno dice ma i bovini bevono così? No, l'acqua non è quella bevuta dai bovini, è quella consumata dalle piante che io do a loro, per cui se gli do già da mangiare delle cose che consumano 200-300, per 10 diventano 20-30.000, scusate, 2-3.000, ma a questo devo aggiungere tutta l'acqua necessaria per tutto il ciclo di vita, lavaggi, diluizioni, macellazione. Avete mai visto quanta acqua si consuma nei macelli? Ecco, tutto quello va conservato. Allora, con questa logica, se noi abbiamo una dieta prevalentemente carnea basata su un'agricoltura derivata dal petrolio, è inevitabile che man mano che il petrolio si esaurisce si vada incontro a carestie. Lo spiegava anche Luca Mercalli. Ma è inevitabile per le cose che vi ho spiegato. Dobbiamo cambiare direzione. Vuol dire decrescita nei consumi basati sullo spreco e migliorare l'efficienza dei consumi. Mangiare meno ma meglio, comprare quello che serve. Perché devo buttare il 25-30% dell'immondizia? Perché devo sprecare? Ma perché devo comprare le monodosi
dentro una confezione in cui c'è più rifiuto che mangiamo, di quanto mangiamo. Ma pensate a tutta la pubblicità di queste cose assurde. I fertilizzanti. Beh, se io, oltre che derivare dalla chimica, comportano inquinamento dell'acqua potabile attraverso le falde, eutrofizzazione di fiumi e dei laghi, presenza di nitrati nelle verdure, e i nitrati nelle verdure in presenza di ammine che derivano dalla carne può dare origine a nitrosamine che sono cancerogene. Ma l'altra cosa fondamentale, se io continuo a fare monocultura di mais e fertilizzo soltanto con la chimica, ho bisogno di consumi crescenti di fertilizzante per mantenere costanti i rendimenti per ettaro. Ma nel frattempo il mio suolo, da suolo fertile, diventa sterile polvere. Guardate le zone più chiare, e dove siamo adesso, guardate bene dove siamo, le vedete in chiaro. Chiaro vuol dire che la quantità di materia organica è inferiore all'1% o quasi a 7%. Cioè noi viviamo in un deserto che produce esclusivamente perché c'è un input di origine energetica, fertilizzanti, eccetera, di origine petrolifera. Nel momento in cui il petrolio si esaurisce, tutto questo salta. Allora, noi abbiamo i problemi che indicava Edoardo Salzano. Stiamo distruggendo il territorio. Preferiamo costruire capannoni che restano vuoti che usarlo per l'agricoltura. Stiamo preferendo usare i prodotti agricoli per fare centrali a biomasse che per darlo da mangiare agli esseri umani. Comunque usiamo il mais non per darlo da mangiare agli umani, ma agli animali. Nel dopoguerra, quando io sono nato, il mais veniva usato quasi esclusivamente per gli esseri umani. Si produceva un quarto del mais che si produce oggi, ma noi oggi mangiamo un decimo del mais che si mangiava allora. Fate il conto, vuol dire che 39 parti del mais prodotto vanno agli animali, 1 su 40 va all'uomo. Ecco cosa succede. Già nel 2009 l'Unione Europea diceva che andando avanti di questo passo stiamo desertificando i suoli. Il terreno diventa polveroso. Quindi l'abuso di fertilizzanti e pesticidi determina inquinamento, gli allevamenti provocano inquinamento ulteriore, i suoli si stanno desertificando perché io non ho più letame, ho deiezioni che distruggono il suolo. Sono liquami e non il letame. Il letame era un ottimo fertilizzante. Gli attuali deiezioni non lo sono altrettanto, sono molto liquide perché devo fare quel ciclo particolare con quelle stalle e vanno direttamente in falde, inquinando le falde. Ecco, pesticidi ancora peggio. Nel 2007 nel mondo sono stati venduti milioni di tonnellate per miliardi di dollari di fatturato, ma chi ha il controllo dei pesticidi? 4-5 multinazionali: Bayer, BASF, Syngenta, Dow Chemical, Monsanto. In Italia sono 150.000 le tonnellate nel 2008. Quando io uso dei pesticidi, questi vanno nel suolo, ma dal suolo vanno a finire in parte nel cibo, in parte dal suolo vanno nella falda, dalla falda vanno nei corsi d'acqua e nel mare. E questi, cosa succede? Non è che si esaurisce lì, perché gli animali che vivono nei fiumi e nel mare assorbono questi pesticidi e questi pesticidi poi li ritrovo nel cibo che mangiamo. Quindi tutto quello che noi buttiamo nel suolo, se non è biodegradabile, lo ritroviamo nel cibo. Questo è il dato di inquinamento 10 anni fa delle falde europee. 10 anni fa non c'era ancora la parte est, perché non erano ancora entrate, un po' più di 10 anni fa. Ma vedete, più si va verso il rosso, più sono inquinate. E vedete che le zone più inquinate sono quelle come a intensità agricola, come l'Olanda, oppure come anche la pianura padana. Questo è il dato invece della contaminazione delle acque superficiali nella pianura padana. La quantità di pallini rossi indicano la quantità di pesticidi e di inquinamento che supera livelli significativi. Qui adesso non stiamo in dettaglio, ma
questa quantità enorme di pesticidi gettata ogni anno provoca ogni anno un numero molto rilevante di intossicazioni. Qui avete un dato di quanti sono molto tossici, quanti sono nei fungicidi, nei diversi tipi, insetticidi, erbicidi, ma sono tutti biocidi, cioè fatti per far morire qualcosa. Questo è nel Veneto. Guardate le varie province. Se guardate Verona, purtroppo non si vede la parte in là, ma dopo, insomma, io ho messo in evidenza Padova, Treviso e Verona. Bene, Padova ha meno quantità in tutta la provincia, pur avendo un numero di abitanti paragonabile. Treviso ne ha più di Padova, ma Verona ne ha il doppio di Treviso. Cioè Verona è la zona più agricola del Veneto, ma anche la più inquinata da pesticidi. Qui avete un'idea di quantità vendute nella unità sanitaria, locale sanitaria numero 7, che è la zona della provincia di Treviso dove si fa il prosecco. Guardate le quantità e osservate che i più al di là, in rosso sono quelli più tossici, perché lo zolfo si usa molto, ma è molto meno tossico del mancozeb o del folpette. Bene, se andiamo a vedere, i primi rilevanti sono di quelli di sintesi, il mancozeb, il folpette e poi il glifosato. Il glifosato non è altro che il Roundup, cioè il più importante diserbante utilizzato in tutta Italia, che è della Monsanto. Ci sono anche di altre marche, ma chi l'ha inventato è la Monsanto. Bene, quando si usano queste sostanze in agricoltura si dice ma si rispettano i limiti. Sì, è vero, ma cosa vuol dire rispettare i limiti? Allora, questi limiti sono i limiti di esposizione momentanea, ma poi si stabilisce un limite di residuo ammesso nel cibo. Non si calcola che molte di queste sostanze, essendo non biodegradabili, si accumulano. Quindi si accumulano nel suolo, vanno nelle falde, passano attraverso le erbe, le piante, gli erbivori, i pesci, in altri organismi e vanno a finire prima o poi dove? Nel piatto dell'uomo. Perché essendo noi onnivori, un po' tutte queste cose ritornano a noi. Quindi quando noi buttiamo tonnellate ogni anno, quelle tonnellate vanno a finire nei piatti, distribuite più o meno. Non è che restano lì. Ma se vi ricordate la piramide, se io ho una concentrazione 1 in un lago o nel fiume, nelle alghe o nelle piante di quel lago o di quel fiume diventa 10 per effetto della piramide. Nel pesce che mangia o nei crostacei che mangiano le alghe diventa 100. Se va nel pesce diventa 1000, quando noi mangiamo il pesce in noi si concentra in valore 10.000. Allora quei limiti che sono stati stabiliti all'origine sono ridicoli perché non tengono conto del fattore di concentrazione. Se io ho quel fattore nel mais, ma il mais lo do da mangiare agli animali, dopo me lo ritrovo, se sono liposolubili come spesso succede, nel grasso degli animali. Pesticidi in Italia, ecco qui, metà della frutta commercializzata ha pesticidi. Certo, la gran parte nei limiti di legge, ma non si tiene conto nei limiti di legge di quello che vi ho detto e non si tiene conto dell'additività. Se io ho nei limiti di legge 20 diversi pesticidi e li mangio tutti insieme in una mela, io ho calcolato che sono tutti sotto i limiti, ma la somma è sotto i limiti. Ecco la quantità di pesticidi che troviamo in quello che mangiamo. Questi sono dati del 2005, ma insomma non è cambiato nel tempo. Lì avete sotto i vari composti che sono stati trovati. Su un totale di 8.500 campioni, il 32% ha uno o più residui, il 66% è senza e un 1,5% ha superato i limiti. È vero che è solo l'1,5% che ha superato i limiti, ma se io sono tutti i residui di quel 33%, vuol dire che 1 su 3 che io mangio o ha superato i limiti o comunque è sotto i limiti, ma la somma è pericolosa. Questa è la stessa cosa, non stiamo qui adesso.
Cosa comporta tutto questo per la salute? Bene, molte di queste sostanze si accumulano, quindi si concentrano e hanno effetti o direttamente tossici o direttamente ma raramente cancerogeni, o più spesso alterano quelli che sono segnali chimici fondamentali per il corretto funzionamento dell'organismo. Alterando questi segnali chimici, alterano le difese immunitarie, alterano la programmazione che porta al normale sviluppo dell'individuo. E questo è tanto più grave quanto più andiamo verso i bambini o addirittura nel feto. Quando le madri nel corso della loro vita hanno accumulato sostanze tossiche di questo tipo che si concentrano nel grasso, quando vi è la gravidanza, vi è la mobilizzazione dei grassi della madre che vanno nel feto e il feto si trova a avere una rapida crescita, ha bisogno di tutti quei segnali corretti. Questi segnali sono alterati da questi alteratori di segnali che iniziano a determinare variazioni rispetto alla correttezza che possono evolvere in varie direzioni, compresi i tumori, ma non solo tumori, anche altre malattie degenerative. In pratica si dice che hanno un'azione in parte genetica, cioè modificano l'informazione genetica, ma soprattutto epigenetica, cioè modificano il sistema con cui l'informazione genetica viene utilizzata nel corso dello sviluppo. Ed è questa la cosa più grave. Alteratori endocrini, distruttori endocrini, interferenti endocrini, vuol dire, per esempio, che nei bambini, se abbiamo delle sostanze che simulano degli ormoni femminili, possono far crescere sessualmente, far maturare sessualmente una bambina prima del tempo, o addirittura alterare le caratteristiche sessuali di un bambino. Ma questo è solo per l'aspetto del differenziamento sessuale, ma per tutte le altre tessuti significa modificazioni più o meno gravi. Questo vi dà solo l'idea nel Veneto delle intossicazioni, questo è il dato ufficiale del bollettino epidemiologico nazionale. Allora, su 18.000 tonnellate vendute nel Veneto nel 2004 vi sono stati 28 intossicazioni accidentali, ma vi sono invece stati molti di più gli esposti. Allora, le intossicazioni sono l'effetto immediato acuto. Tutti quelli che sono stati esposti, che non hanno avuto l'intossicazione acuta, però hanno accumulato sostanze e ne accumulano di volta in volta. Queste sostanze accumulate o si ripercuotono su di loro o possono ripercuotersi anche sulle generazioni successive. Il glifosato di cui vi parlavo prima, nel 99 è stato dimostrato che è a rischio di produrre dei linfomi. Ora, com'è possibile? Perché la Monsanto ha detto: ma è un nuovo tipo di prodotto che ha un metabolismo rapido, cioè si degrada molto rapidamente. Com'è che allora il mio discorso non dovrebbe funzionare? No, funziona, perché i metaboliti, cioè il frutto del metabolismo di questa sostanza, dà origine a composti che sono quelli i composti cancerogeni, i quali non si degradano più. Quindi è vero che io non trovo più la molecola tal quale, ma trovo dei metaboliti che hanno quelle caratteristiche di cui parlavo prima. E in questo modo però è stato fatto passare come nuova generazione non pericolosa. Qui vedete altri lavori, lo studio dimostra che concentrazioni di glifosato fino a 1500 volte più basse rispetto a quelle usate nei campi di soia provocano gravi danni neurologici, intestinali e cardiaci. Ecco, questo è l'effetto del glifosato. Queste sono le colline del Prosecco nella zona tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, e quando usano il glifosato, quelle linee gialle è il risultato. Ora, qualunque persona sappia qualcosa di viticoltura, non c'è bisogno di usare diserbante nel vigneto. Al massimo posso usare uno sfalcio. Non c'è bisogno, perché addirittura togliendo l'erba rendo meno ricca di humus la cottica, la struttura, e
ha più bisogno di acqua, è più sensibile alla siccità, perché non avendo l'erba che io posso tagliare, quindi che mantiene la materia organica e anche l'umidità, io ho un danno. Come si ottiene questo risultato? Eccolo qui, con l'elicottero. Qualche tempo fa avrete sentito di un elicottero proprio nelle zone del Rossecco che è caduto, perché è ovvio che lavorare in queste condizioni con i fili che vedete a 2 passi è pericoloso per chi guida l'elicottero. Ma guardate quella nuvola. Bene, quella nuvola con i venti si spara. Guardate le case dove sono lì dietro. Pensate che quelle case non ricevano inquinamento? Già da tempo i pesticidi sono stati collegati ai tumori. Noi abbiamo in Italia un dato che viene spesso falsificato. Si dice che si muore meno di tumore. Ed è vero. Si dimentica di dire che c'è una differenza tra mortalità e incidenza. L'incidenza è il numero di casi e l'incidenza è in crescita, la linea blu. La mortalità è quella rossa, ma la mortalità non misura la qualità della vita. Se io ho un tumore e mi mantengono in vita per 10-15 anni, ma con una qualità della vita scadente, non posso metterla sullo stesso piano di altri. Quindi il morire meno di tumore non è il dato importante, è l'incidenza dei tumori quello che è il dato importante ed è in crescita continua. Ma la cosa più drammatica è l'incidenza come aumenta nei bambini e soprattutto come aumenta nei primi anni di vita dei bambini. E quella non è esposizione dei bambini, purtroppo è l'esposizione della madre. Cioè noi stiamo mettendo a repentaglio non solo le risorse per le generazioni future, ma le condizioni di vita, di salute delle generazioni future con questo tipo di inquinamento. Vado a conclusione, qui sono varie dimostrazioni di come aumentano i tumori per effetto dei, anche qui studi che hanno indagato esposizione a pesticidi, che non sto qui a elencare, ma sono tutti molto importanti che dimostrano questo. Tutto questo attraverso la catena alimentare. Cosa vuol dire? E concludo su questo, che, come vi spiegavo, se il pesticida, questo è il caso del DDT, il DDT non si usa più da noi, però ricordatevi che noi continuiamo a produrre DDT lo mandiamo al sud del mondo e stabiliamo un limite di legge nel DDT, nelle banane e nei prodotti che importiamo, che è quello che abbiamo prodotto noi da dare da loro, che loro muoiono direttamente e noi moriremo più lentamente per avvelenamento grazie a quello che troviamo nella frutta esotica. Bene, il DDT quando va a finire per dilavamento nel corso d'acqua o nel lago viene mangiato, viene assorbito dalle alghe, viene mangiato da un pesce, il pesce viene mangiato da un pesce carnivoro, un falco mangia, il falco di fiume mangia il pesce, vedete che si passa da 0,04 a 0,23 a 2 a 13, esattamente quella concentrazione di cui vi parlavo. Ma se voi sostituite al falco l'uomo, è esattamente quello che succede a noi nell'alimentazione. Allora possiamo andare avanti in questo modo. Noi stiamo mettendo a repentaglio il futuro del cibo e stiamo mettendo in grave pericolo la salute per la qualità del cibo. Quindi noi abbiamo 2 prospettive pericolose per effetto del consumismo e di una crescita non razionale: di perdere risorse e non avere risorse sufficienti per il futuro, perché intacchiamo le risorse necessarie, e la qualità di quello che produciamo è quello che sta minando la nostra salute, ma la cosa più grave, sta minando la salute delle generazioni prossime, perché attraverso quello che introduciamo noi lo trasmettiamo ai discendenti e si può avere effetti anche ritardati di 2 generazioni o più. Ecco, io credo che sia doveroso passare a un'altra logica. L'altra logica era indicato nel foglio di oggi, e forse qualcun altro penso ne parlerà, è quello di un'agricoltura sostenibile. Oggi l'unica agricoltura sostenibile è l'agricoltura biologica. Bisogna cioè incominciare a consumare prodotti locali fatti secondo le regole della natura, quindi biologici, consumare meno carne e seguire più quello che è la qualità del cibo e soprattutto ricordatevi che non è importante mangiare tanto o dar dai bambini la prima merendina che capita. Impariamo a stare insieme a loro, a mangiare insieme a loro, abituarli a mangiare bene e mangiare secondo possibilmente una dieta tipo quella mediterranea, ma soprattutto
abituiamoci che il cibo è anche un momento di socializzazione. Mangiare da soli di corsa fa comunque male anche se mangiamo biologico. Cerchiamo di riprenderci il tempo di avere una qualità della vita per mangiare in maniera conviviale e di capire che nella nostra società non deve contare quanti beni posso comprare, ma quante relazioni umane riesco a mettere in piedi nel corso della mia vita. Questo è il vero obiettivo di un essere umano. Grazie.